Ora le persone si muovono di più, non tutte, speriamo che molte persone, nonostante anche le differenti esigenze di mobilità, riescano a farlo. Speriamo che nei prossimi anni questo evento da 4-5 persone con disabilità che hanno esigenze specifiche possa diventare 10-15 e questo è un po' il messaggio che vogliamo portare. Uno scalino per accedere al bagno o dimensioni che non consentono a chi ha l'ausilio della carrozzina di muoversi. Le strutture turistiche in Veneto non sempre sono a prova di disabilità. Un muro, quello della cultura, dell'inclusione, che anno dopo anno la Fondazione Efesto ha cercato di abbattere. L'ultimo evento in ordine di tempo sarà proprio la 4 giorni della manifestazione Un mondo che si muove. Da Belluno a Venezia, decine di tappe percorse da altrettanti uomini e donne portatori di diverse disabilità per testimoniare il livello di accessibilità del territorio. È una scintilla che vogliamo far scoccare che riguarda l'accessibilità a 360 gradi. Rientra tra le iniziative che un po' ci mettono alla prova, un po' ci fanno riflettere. In questo caso parleremo di turismo accessibile. In questo viaggio che unirà le province di Belluno, Treviso e Venezia, dove vediamo non solo qual è l'accoglienza della nostra città, ma anche quali sono i punti per poterla migliorare. Diversi talk organizzati, decine le tappe inserite nel percorso. I partecipanti attraverseranno il lago di Santa Croce in barca, percorreranno la ciclabile che da Susegana porta a Colfosco, le mura cittadine, l'alzaia del Sile, fino all'isola di San Giorgio a Venezia. C'è un tessuto sociale ben favorevole per accogliere i temi dell'inclusione, il Veneto è avanti e lo vogliamo testimoniare proprio con questo passaggio da Belluno a Venezia. Le strutture stanno rispondendo. Dal 26 al 29 settembre 8 i comuni attraversati. Oggi in loro rappresentanza c'erano tutti i primi cittadini. Un impegno che coinvolge tutti, una storia, quella della sfida, l'accessibilità, che riguarda tutti.